Poi ne vediamo dopo. Poi possiamo andare. Sì. Si prosegue con l'attività di investigazioni, ma anche per il controllo di quelli che sono i beni, 2 milioni di euro sequestrati a un esponente di spicco della Clan Santa Paola. Parallelamente alle indagini strettamente penali per reati, omicidio e quant'altro, sono queste indagini patrimoniali che hanno consentito, nel caso di specie, alla via l'armonia con la procura della Repubblica di sequestrare un ingente patrimonio partecipante che erano delle esponenti di spicco del Clan Santa Paola, soprattutto dopo l'arresto del suo Mauricio aveva assunto un ruolo preminente. La TIA proprio ieri ed oggi ha sequestrato beni per circa 2 milioni di euro che costituiscono il reimpiego con le attività illecite dell'organizzazione e questa è una grande soddisfazione perché il frutto di attività illecite portate avanti da questa cosa così pericolosa che ha interessato sul Catania vengono acquisite dallo Stato, vengono acquisite alla collettività e questo deve servire anche da deterrente, da monumento per queste cose, perché devono sapere che seppur si acquisiscono con l'estorsione, rapine, quant'altro, anche di corruzione e tutte le varie attività illecite che possono così bassi pongono in essere, però devono sapere che poi queste pene non sono ricordate, ma diciamo che si acquistano un po' più. In questo caso noi siamo andati a seguire in modo particolare questo caso patrimoniale quindi su proposta dell'ordinatore della via nazionale di questo cospetto un uomo che ha gestito anche le casse di Sicilia nel 2011, insomma, una figura importante in quel senso. Sicuramente si tratta di un personaggio di spicco, un personaggio di primo piano del panorama mafioso catanese, e tant'è che lui esordisce da giovane picciotto per poi salire la scala gerarchica e diventare il braccio destro di Zucchero. Poi dopo l'arresto del stesso Zucchero lui addirittura diventa reggente della Cosca, quindi stiamo parlando di un soggetto che ha una caratura criminale di una certa importanza. E proprio questo è da segnalare che la direzione investigativa antimafia ha profondamente studiato tutte le sue attività anche imprenditoriali e oggi si è giunti al sequestro delle società. Il risultato è estremamente importante perché ovviamente si libera il mercato da società malate e che quindi condizionano anche il libero mercato e condizionano anche le aziende e le società buone, e questo per noi è un motivo molto importante da sottolineare, proprio perché gli imprenditori devono allontanare le società malate. Grazie.